Sono passati 3 anni dall'istituzione dell'ITS Academy Turismo a Belluno e i neodiplomati al Master Biennale di formazione per i professionisti del turismo in provincia sono già 23 e tutti già occupati soprattutto nel settore della ricettività, in quello dei tour operator e nella comunicazione. Bilancio più che lusinghiero per la Camera di Commercio di Belluno Treviso, che ha creduto e investito nella formazione come leva di sviluppo del territorio. Noi 3 anni fa abbiamo dato la disponibilità di ospitare in questa sede di Belluno il corso ITS, abbiamo in quest'anno investito 1.200.000 euro in questa sede nostra di Belluno per l'ammodernamento della sala Luciani, quindi della sala conferenze e l'ammodernamento di tutti i servizi e anche delle aule. Un'opportunità di crescita personale e occupazionale, quella offerta dal turismo che vive di eccellenze ma anche di grandi trasformazioni. È un futuro per le nuove generazioni, ma è un futuro anche per le nostre imprese, un momento di rilancio in cui abbiamo bisogno che questi due elementi importanti, il mondo del lavoro e le giovani generazioni, si incontrino e diano un nuovo impulso anche per la competitività e secondo quelli che sono i nuovi dettami del mercato. Sostenibilità, digitalizzazione sono temi affrontati nel Master Biennale che in poco più di 10 anni in Veneto ha sfornato oltre 1.000 diplomati a cui sono stati offerti borse di studio, un programma Erasmus e scambi con l'estero e la possibilità di entrare in contatto con 600 aziende tra italiane e internazionali. Lo si è visto anche nell'esperienza olimpica, durante la quale gli studenti non sono stati semplici osservatori, ma parte attiva di un percorso fatto di responsabilità e di lavoro. Noi ogni 2 anni rivediamo i percorsi e cerchiamo di adattarli secondo quelli che sono i nuovi trend di mercato e questa è la forza degli ITS che in questo momento stanno rispondendo, seppur ancora con numeri piccoli ma in grande crescita e grande evoluzione, a quelle che sono le aspettative degli imprenditori e di un settore in forte dinamismo.